Nelle prime feste di luglio, dopo la mareggiata di fine ottobre, il pensiero non poteva che andare alla devastazione di quella notte, e così anche Monsignor Tanasini, celebrando l'Eucaristia nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio nella memoria dell'apparizione di Maria a Montallegro, ha voluto esprimere la gratitudine perché quella notte il mare non ha mietuto vittime. Ma la riflessione del vescovo si è soffermata poi sul quadretto Dono di Maria a Giovanni Chichizzola e a Rapallo, che suscita il pensiero di Dio, oggi troppo spesso dimenticato. Ricorda che siamo fatti per l'aldilà. E infine rammenta la presenza della Chiesa quale strada per ciascuno. Un richiamo quanto mai attuale oggi, mentre Rapallo si appresta ad approfondire il cammino di comunione fra le varie comunità. Il santuario della Madonna di Montallegro è un punto di riferimento non solo per la parrocchia della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ma per tutte le comunità, le parrocchie dell'antico capitaneato di Rapallo e Santa Margherita Ligure, e che come dire, tuttora è attuale questo legame. Anche la scelta che il Vescovo ha fatto di spingere, orientare le varie comunità parrocchiali a lavorare in comunione, a lavorare insieme, fa sì che questo antico legame come dire, si rinnovi, no? Allora la festa diventa un punto di riferimento per tutti. Ancora una volta il Vescovo ha chiesto di affidarsi a Maria nella sua intercessione. Quest'anno Rapallo che cosa chiede in particolare? Rapallo chiede, con rinnovata fiducia, chiede alla Madonna di proteggere le famiglie, il lavoro e i giovani in modo particolare. La messa è stata concelebrata come tradizione dai sacerdoti di origine rapallesi. Sicuramente è importante perché la fede nasce da delle relazioni, per cui ritrovare anche in questo momento volti, persone che ti hanno accompagnato alla fede è un aspetto molto importante. Le radici sono importanti quando portano ad aprirsi e a crescere, quindi è importante ritrovarsi anche qui e dirci da dove siamo venuti e affidarci a Maria perché ancora ci faccia scoprire la bellezza del nostro crescere nella fede.